Ciao a tutti, benvenuti nella magica foresta del Cansiglio nel mese di maggio. L'animale di questo mese è il picchio. Siamo in primavera, ma indosso un berretto un po' invernale, ma perché è un berretto rosso? E siccome il picchio più importante del Cansiglio è il picchio nero, che è nero nerissimo ma ha un bel ciuffo di piume rosse sgargianti sulla testa, ecco, anch'io ricordo con il mio berretto invernale il picchio nero. Dopo vi svelerò la sorpresa del secondo motivo per cui ho il berretto rosso. Siamo sulla porta del Giardino Botanico Alpino del Cansiglio, dedicato alla memoria di Lorenzoni, gestito dalla Regione Veneto tramite Veneto Agricoltura. Raccoglie circa per il momento 700-800 specie del gruppo montuoso Cansiglio Cavallo soltanto e qualche area vicina, laghi di Revine, Magredi in Friuli, quindi tutte piante locali. È un santuario botanico, quindi è importantissimo anche dal punto di vista della vegetazione e della flora, quindi il Cansiglio è veramente un luogo che per la biodiversità ha un'importanza straordinaria. È un luogo da tutelare e conservare in ogni modo possibile. Siamo sul fondo di una dolina, c'è questa specie di catino formata dall'erosione del calcare, quindi un fenomeno carsico, ma che crea anche un microclima, quindi importante per le felci, ma noi siamo qui per questo abete caduto e marcito, ma quando era in piedi è stato riempito dai buchi del picchio, il nostro amico di cui parliamo oggi, pieno di buchi perché il picchio sente che l'albero è stato traforato dalle formiche, da fuori non si vede niente, risalgono dalle radici, quindi è già un albero malato, già un albero compromesso, il picchio buca, intercetta le gallerie delle formiche, le aspetta e se le mangia catturandole con la lingua lunga e vischiosa. Questi buchi sono importanti anche quando sono più grandi perché possono diventare tane per altri animali, la civetta capogrosso, la civetta nana, il ghiro, lo scoiattolo e altri animali, quindi i buchi dei picchi diventano tane di altri animali. Guardate, poi l'albero è morto, è marcito ed è caduto ed è importante anche da questo punto di vista perché dopo aver svolto la sua funzione di aver nutrito le formiche, i picchi e altri animali, cade, si marcisce, si decompone grazie all'azione di funghi e batteri e diventa nutrimento per tutto il resto della vegetazione. Nulla va perduto, tutto è circolare, tutto va utilizzato fino all'ultimo, senza nessuno spreco. Come non facciamo noi umani, dovremmo imparare dalla natura. In Cansiglio troviamo tre tipi di picchi: il picchio cinerino, il più raro, l'ultimo arrivato, raro da vedere, il picchio rosso, non molto grande di dimensioni, abbastanza comune, riesce a fare dei gran buchi, tane per altri animali, e poi il vero picchio del Cansiglio è il picchio nero, quello col ciuffo rosso, come il mio cappello, che è un uccello di grandi dimensioni. L'apertura alare è anche di oltre 70 cm, l'altezza di 60, ha due zampe con 4 unghioni robustissimi, 2 davanti e 2 dietro, con cui si arrampica velocissimo sugli alberi. Si nutre soprattutto di insetti, scava gallerie nel tronco, intercetta le formiche, ha una lingua lunga e vischiosa, le cattura e quindi svolge un'importante funzione ecologica all'interno del bosco. Guardate, siamo nel mese di maggio e in alcune parti della foresta dove la luce del sole stenta ad arrivare, quanta neve c'è ancora. Siamo sul fianco di un inghiottitoio carsico, questo è profondo solo 9-10 metri, ma il Bus della Lum, che è molto più grande, è profondo 185 metri. Ecco, le vecchie leggende parlano che queste cavità erano la casa delle fate anduane o anguane, cioè le fate dell'acqua, dell'umidità, delle cavità, dell'oscurità. Ma i nostri antenati, boscaioli e pastori, credevano in parecchie creature invisibili, tra cui uno dei più importanti è il folletto Mazzarol, piccolo, vestito di rosso, col cappello rosso. Ecco, in omaggio al Mazzarol che io
porto questo cappello. E si chiama Massarol perché in mano tiene una piccola clava di legno e arrampicandosi sugli alberi la batte. Presenze invisibili che noi adesso consideriamo favole. I nostri antenati ci credevano, non solo, ma convivevano con queste creature. Ecco, io vi invito a tenere aperta una fessura nella porta della possibilità che queste creature in qualche modo esistano davvero. Sono le creature delle favole, sì è vero, ma dell'infanzia, ma anche dei nostri antenati. Non chiudiamo del tutto questa porta. Chi tubate la medovene taia per liberarla da tutti i caroi, che il tempo il s'asconder sotto la scorza, potitus bate sora leale, savendo che son invece de carne, che le bona de verder un nif tendron dove il pol nascer un batter de pit. Pigot è il nome dialettale del picchio. Tu batti al mio giovane tronco per liberarlo da tutti i tarli che il tempo sa celare sotto la corteccia, poi mi sbatti sopra con le ali sapendo che sono invece di carne, capace di aprire un nido tenero dove può nascere un battito di pulcino. Grazie a Franco Ugliana per le sue belle parole, le sue poesie. Grazie al vecchio abete, al patriarca che ci ha accolto su queste sue grandi e accoglienti radici. Grazie a questo fiore magico, il Daphne Mezereum, mette fuori i fiori prima delle foglie ed è profumatissimo. Grazie anche al Massarol, sperando che davvero sia nascosto qui dietro al tronco, che ci sta sorridendo, che sta ascoltando. Lo saluto. Grazie Massarol anche a te e arrivederci a tutti al prossimo mese, al prossimo animale, sempre qui nella magica foresta del Cansiglio.